allenamento speciale per palla al piede, l'unica formazione composta da detenuti che partecipa ad un campionato regolare di terza categoria. All'interno del carcere Due Palazzi di Padova, la squadra, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni di vita, martedì 20 febbraio ha ricevuto la visita di una delegazione del Venezia Football Club, che milita in Serie B e naviga nei piani alti della classifica, e del Comitato Regionale Veneto della LND. L'occasione, la consegna di una fornitura di palloni che la squadra lagunare aveva promesso di donare nel novembre scorso alla presenza del presidente nazionale Giancarlo Abete, particolarmente sensibile al ruolo sociale che può e deve avere lo sport. Questa è senza ombra di dubbio una di queste bellissime iniziative. Abbiamo raccolto l'invito del Presidente Ruzza, che accompagniamo con piacere in ogni iniziativa sul territorio, in questo caso anche al di fuori della città metropolitana di Venezia, ma proprio a simboleggiare come il calcio non ha confini. Siamo onorati di essere qui al fianco di Palla al Piede, li seguiremo sempre durante questa stagione e anche in futuro, e sono sicuro che questo sarà solamente l'inizio di un percorso di collaborazione. Il progetto è importante ed è un progetto lungo, perché ininterrottamente dal 2014 al 2015, come è stato ricordato prima, credo sia l'unica squadra in Italia che svolge, che è riconosciuta ufficialmente dalla Federazione Calcio e che svolge il campionato con la delegazione provinciale di Padova, vincendo quasi sempre, fuorché una stagione, la Coppa Disciplina. Al di là del pubblico, anche loro sono sempre corretti, tant'è che nessuna squadra che l'ha incontrata ha protestato con noi, vengono tutti volentieri. Questo ci fa piacere, perché l'abbiamo visto oggi, la solidarietà nei confronti di chi è secondo paga sempre, non c'è niente da fare. Io vedo tanta passione, tanti sorrisi, ci hanno accolto benissimo questi ragazzi. Il campo è un campo come tanti altri che se ne vedono sul nostro territorio. Non bisogna guardare i muri che lo circondano, bisogna guardare quello che c'è dentro. Ed è molto bello, molto importante secondo me che questi ragazzi portano qui la loro passione, la loro competenza che avevano fuori, perché sono tutti ragazzi che hanno giocato a calcio e che poi potranno portare ancora quando finiranno il loro percorso riabilitativo. Emozionante, oltre alla consegna dei palloni, anche lo scambio dei gagliardetti e delle maglie. Il calcio è qualcosa di fantastico, unisce tutti, indipendentemente di chi siano le persone, etnie, genere, quindi dovrebbe essere così, però ovviamente facciamo un augurio ai ragazzi, soprattutto per il campionato, speriamo facciano qualcosa di importante, come magari speriamo di farlo anche noi. In realtà la squadra della casa circondariale di Padova non può essere promossa in seconda categoria, nonostante un anno abbia persino vinto il suo campionato. La sua è una classifica speciale, dovendo disputare tutte le partite in casa con un pubblico spesso composto dai detenuti di un determinato settore del carcere e dai collaboratori della polisportiva. Regole del gioco che sono anche le regole della vita, quindi rispetto dell'altro, rispetto delle regole, l'accettare decisioni magari dell'arbitro che non si condividono, rispettare l'avversario, incontrare un mondo civile che il sabato entra qui in casa di reclusione per disputare una partita, come oggi è venuto il Calcio Venezia, per portarci non solo i palloni, che sono poi l'attrezzo del mestiere, come si dice, ma soprattutto la testimonianza di essere vicini a un progetto, quindi con grande sensibilità, per far capire a questi ragazzi che c'è tanta gente anche fuori che crede in loro. Diciamo che la squadra, siccome questa io la definisco sempre una città dentro una città, no? Questo carcere di 600-700 detenuti, è diventata un po' la mascotte dell'istituto, nel bene e nel male, perché poi ci sono gli sfottò, quando se perdiamo, se perdono, quando salgono, cioè un po' così tutta la settimana, però è un motivo per parlare di altro, quindi anche questo, diciamo, il progetto ha anche questo scopo, quello di parlare di cose diverse che non siano le solite tutti i giorni, di pene, di avvocati, di magistrati, di cose insomma dolorose, ecco. Le visite, come quella del Venezia, fanno bene al cuore di questi ragazzi e di tutto l'entourage, e a portare il grazie della squadra è stato il vice capitano. Ad ora però la difficoltà più grande è quella di mantenere in piedi un progetto che dopo 10 anni, mancando risorse umane, risorse economiche, abbiamo sempre bisogno di persone e di aiuti, quindi non lasciateci soli. Ringraziamo tantissimo la FIGC, CR Veneto,
nella persona di Giuseppe Ruzza e di tutti i delegati della LND di Padova, e continuate a credere in noi e non lasciateci da soli, perché veramente il calcio può fare miracoli.